Buongiorno, ben ritrovati venerdì 7 agosto, ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Antena 3 per la nostra prima edizione per raccontarvi come sempre il territorio in diretta con i nostri inviati e con i nostri servizi. Dovevamo raccontare tante vicende, tanti fatti perché era attesa ed è arrivato il maltempo. È una situazione paradossale quella che stiamo vivendo ormai da tempo con i cosiddetti temporali di calore che portano più danni che altro che sollievo. È vero, c'è stato un abbassamento delle temperature ma si stanno già rialzando e quindi come sappiamo c'è una doppia allerta gialla per i temporali e per il caldo e non sono mancati i danni. Resta intanto la questione siccità, il caldo e l'impatto su più fronti. C'è la cronaca ancora dei furti da raccontarvi, c'è l'economia, c'è il tema anche della sanità, tante le cose che vi dobbiamo raccontare, le tragedie purtroppo che riguardano anche il lavoro, come il 35enne operaio che è stato lasciato morire di fatto perché lavorava in nero nel Padovano con un'inchiesta in corso. Allora, facciamo il punto della situazione partendo proprio però dal maltempo, perché sono stati oltre 50 gli interventi, ce ne sono ancora decine in coda, quindi è un numero che è destinato a salire per il maltempo nella notte un po' in tutto il Veneto. Le zone più colpite però sono il Veronese, il Basso Veronese, Abbo, Volone, soprattutto anche il Padovano, un po' anche nel Trevigiano e a Belluno. Allora, per fare il punto della situazione, Federico Fusetti con Federico Cibotto è proprio a Legnaro, una delle zone colpite. Partiamo proprio dal riassunto un po' dell'attività di questa notte dei Vigili del Fuoco. Buongiorno Federico. Buongiorno a te, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori, saluto già il nostro ospite che è Mattia Donolato, buongiorno, imprenditore di questa officina di cui vi racconteremo tra poco. Come dicevi, per quanto riguarda il Veneto sono una cinquantina gli interventi dei Vigili del Fuoco avvenuti questa notte, anche se poi un numero destinato, come accennavi, a salire sicuramente perché ci sono già decine di interventi in coda, cioè da effettuare ancora da parte dei pompieri, in particolare Bovolone, come dicevi, ma anche il Padovano con Legnaro, e abbiamo saputo poco fa anche Saonara, dove è stata scoperchiata una scuola da questa raffica di vento. Non è una vera tromba d'aria, almeno qui a Legnaro, ma è stato soprattutto vento fortissimo che ha creato i danni. A Bovolone soprattutto alberi caduti, tetti scoperchiati, lì davvero decine di interventi da parte dei Vigili del Fuoco, così come gli interventi ci sono stati anche nel Trevigiano, in altre zone del Padovano, ci sono stati lungo la linea ferroviaria, perché c'è stato anche lì un problema grosso proprio tra Verona e Padova, e poi a Belluno dove sono caduti alberi secolari proprio in centro città, e anche qui a Legnaro un paio di alberi molto grandi che vi mostreremo questa sera sono caduti nel parco comunale. Ma torniamo a Legnaro, perché in realtà, insomma, come vedete anche dalle immagini di Federico Cibotto, qui i danni sono notevoli, e allora chiedo appunto a Mattia Donolato, tra l'altro questa vostra officina, ci raccontava il sindaco, è un po' un punto di riferimento per il comune, quindi non potete neanche permettervi di chiudere, perché e sono già arrivate telefonate di solidarietà al sindaco nei vostri confronti. Lei come si è accorto di quello che stava succedendo? Ci raccontava prima in diretta praticamente. Sì, praticamente il nostro bassottino alle 3:30 di notte, vedendo i lampi, ha iniziato ad abbaiare, mi ha svegliato e ho visto tramite le telecamere di sicurezza proprio in diretta le raffiche di vento, il temporale fortissimo, e ho proprio visto il tetto cadere. È durato 5 minuti e in 5 minuti ha fatto un disastro. Ovviamente mai successo prima. Mai successa una cosa così, no, mai successa. State quantificando i danni, però abbiamo visto che anche all'interno ce ne sono, c'è il soffitto anche all'interno, e quindi state spostando tutte le auto per evitare che l'allerta gialla per temporali che c'è ancora possa creare altri danni. Sì, ci rimbocchiamo le maniche, sistemeremo tutto, siamo aperti, noi comunque. Ovviamente manca metà del tetto nell'officina, per cui dobbiamo spostare tutte quante le auto. Non abbiamo avuto danni sulle vetture, però sulla struttura sì, le immagini penso parlino da sole. Infatti veramente sono molto efficaci. Grazie a Mattia Donolato. Nicola, ti restituisco la linea, e come detto, insomma, le prossime ore potrebbero portare nuove precipitazioni temporali. Poi noi faremo un altro giro qui da queste parti e poi vi mostreremo le immagini nei telegiornali di questa sera.
Grazie davvero a Federico Fusetti. E poi lo dicevamo, il paradosso, no? La doppia faccia della medaglia, la siccità, fra poco ne parleremo, la siccità che resta con un forte allarme che colpisce più fronti, perché parleremo anche dell'effetto, dell'impatto sulle sagre. Intanto lo dicevamo, la cronaca ci porta a restare sul padovano lasciato morire perché era in nero. Aperta un'inchiesta a Padova sulla morte di un operaio di 35 anni dopo un malore accusato. Nel cantiere in cui lavorava ci sono 6 persone indagate. Stava lavorando in un'azienda edile padovana di imprenditori romeni, ma secondo gli accertamenti non era in regola. E così, quando il 35enne moldavo, da poche ore in Italia, il suo primo giorno di lavoro, ha avuto un malore nel cantiere, i soccorsi non sarebbero stati allertati subito, ma addirittura un paio d'ore dopo, quando ormai non c'era più nulla da fare. E così la procura ha aperto un fascicolo e iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata. L'intervento del SUEM e dei carabinieri a Saonara lungo il tragitto verso l'ospedale, con i sanitari che hanno cercato di rianimare a lungo il 35enne senza successo. Ora l'indagine cercherà di far luce sui lati oscuri della vicenda, a partire dall'orario esatto del malore, che potrebbe essere avvenuto alle 14, orario in cui un'ordinanza della Regione Veneto vieta il lavoro in condizioni difficili per caldo e umidità. Va accertata dunque l'ora precisa e la causa della morte, che potrebbe essere indipendente dal caldo o invece causata proprio dalle temperature estreme. E poi un'altra tragedia sempre nel padovano, con un 65enne operaio colpito da un malore mentre alla guida della sua auto stava tornando dal lavoro. È morto a meno di 1 chilometro da casa, tornando dal lavoro verso mezzogiorno di ieri. Emanuele Locato, operaio, 65enne, probabilmente un malore mentre era alla guida del suo doblò. Per questo ha perso il controllo del mezzo lungo via San Donato a Civè di Correzzola, finendo la sua corsa su un muro. Nessun altro veicolo o pedone è rimasto coinvolto nello schianto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale, i sanitari del SUEM 118 e l'elisoccorso decollato da Padova. Ogni tentativo di soccorso però si è rivelato inutile e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L'uomo lavorava per una cooperativa che gestiva i servizi del comune di Arzergrande. Proprio il sindaco Filippo Lazzarin lo ricorda molto emozionato. Un gran lavoratore, sempre sorridente e disponibile, dice il primo cittadino. Poco prima che tornasse a casa gli avevo fatto i complimenti per come aveva curato il manto erboso. Una drammatica perdita per tutta la comunità. Dunque il dramma di questo operaio. Torneremo a parlare di incidenti stradali fra poco, come torneremo a parlare dell'emergenza caldo dopo l'emergenza maltempo che abbiamo visto con Federico Fusetti, e poi c'è l'emergenza dei furti e c'è questa davvero vicenda paradossale, clamorosa a Venezia, con l'ispezione per un crollo di un controsoffitto in un'abitazione, in uno stabile di Venezia, che porta a scoprire il magazzino dei pickpocket. Allora, Eddie Kaliman con Sandro Ponchio, e la vedo con Lady Pickpocket, la consigliera comunale di Venezia, Monica Poli. Buongiorno. Esatto Nicola, buongiorno a te e ai telespettatori. Con Monica Poli per denunciare l'ennesimo fatto che riguarda i borseggi, questa volta un magazzino. Ieri mattina dei residenti avevano segnalato che cadevano dei calcinacci da questo controsoffitto che era stato sistemato un po' di anni fa, e sono stati chiamati vigili del fuoco e polizia locale per metterlo in sicurezza, dato che ha un sottoportico di passaggio. Siamo sulla corte del Tentor, che dir si voglia, insomma pochi passi da Rialto. Quello che hanno trovato in realtà all'interno del controsoffitto sono stati portafogli vuoti, tessere, documenti di identità di tante persone, a riprova del fatto che veniva utilizzato come magazzino per i borseggiatori. Monica, ci dicevi, non il primo che viene trovato, uno dei tanti, ma che comunque è una situazione da tenere costantemente sotto controllo e monitorata a Venezia. Purtroppo sì, come avevamo già scovato un nascondiglio in zona del Giglio, uno in campo San Filippo e Giacomo dietro i bagni, ma ce ne sono molti altri. Ecco, noi passiamo e cerchiamo di capire, anche perché
Non è semplice, loro li gettano, il primo buco che trovano loro li gettano e questo è stato un altro dei loro nascondigli. Tra l'altro ci raccontavi che comincia a cambiare un po' quello che è il movimento dei borseggiatori, stanno arrivando molti più uomini, come sta procedendo questa situazione, come si sta evolvendo? Allora, purtroppo in questo periodo, che è un periodo un po' troppo lungo, in questo momento ci sono molti uomini, nuovi arrivi, insospettabili, ci sono anche degli incensurati in mezzo, tutti provenienti dalla Romania, si sono un po' scambiati, diciamo, i territori. Quelli che erano qui ora operano a Firenze e molti sono arrivati nuovi per operare qui. E purtroppo la situazione è drammatica, ma non è drammatica solo a Venezia, è drammatica in tutte le città italiane, Firenze, Roma, Bologna, Pisa. E il perché? Il perché questi borseggiatori, quando vengono presi, anche in flagranza di reato, vengono rilasciati. Il motivo? Il motivo secondo me è che queste sono, come sappiamo benissimo, organizzazioni criminali e devono essere trattate come organizzazioni criminali quando si fa una sentenza, non il caso singolo. Ecco, perché ci devono spiegare il perché questi borseggiatori, per loro le leggi non esistono. Non esistono. Ci spieghino il motivo perché sono sempre liberi di rubare. Noi ve lo vediamo dalle sentenze, ma anche la maxi inchiesta fatta dal nucleo investigativo dei Carabinieri, che noi ringraziamo, dove è stata ricostruita tutta la mappa delle borseggiatrici. Cioè, Shakira libera, con 65 provvedimenti a suo carico. È libera. Ce ne sono altre, e come ce n'è una dove gli è stato revocato il divieto di dimora, l'Austrich, è qui dal giorno dopo che gli è stato revocato o gli è decaduto, è qui che ruba. Ma perché? Ma perché per loro le leggi non esistono? Tra l'altro ci raccontavi, Monica, che le forze dell'ordine 3 giorni fa avevano arrestato una signora che hai visto proprio stamattina, tra l'altro. Sì, esatto, una borseggiatrice che avevo filmato io qui, so che era stata arrestata in flagranza e stamattina me la sono ritrovata all'Accademia con 2 borseggiatori al seguito nuovissimi. Cioè, ci chiediamo, ma cosa sta succedendo? Che qualcuno ci dia una spiegazione, perché questi sono più tutelati di noi cittadini. Questi stanno facendo un danno incalcolabile, perché ai turisti e ai cittadini, oltre al danno economico, quando viene sottratto il portafoglio, c'è un danno psicologico, però mettiamo anche in conto che c'è un danno economico per tutte le città. Assolutamente. Per tutte le città. Di immagine, di senso. Di immagine, di tutto. Ma questo, e comunque questo non è solo in Italia, è in tutta Europa. Ci chiediamo cosa sta succedendo, il perché questi non vanno mai in galera. E con questa domanda, Nicola, se non hai domande appunto da Corte del Tintor, ti restituisco la linea. Grazie a Eddie Kaleman, grazie a Monica Poli, grazie anche a Sandro Ponch. Nel frattempo vi do anche una notizia dell'ultima ora di un'aggressione che c'è stata a San Biagio di Callalta nella notte. Un 82enne del luogo che era stato svegliato da alcuni rumori sospetti provenire dal piano terra. L'anziano ha sorpreso 2 uomini travisati, li ha affrontati con un bastone, ma i malviventi, vistisi scoperti, l'hanno scagliato a terra e si sono allontanati dopo avergli strappato la catenina in oro. L'anziano è stato accompagnato presso il pronto soccorso, questa mattina è stato dimesso sul posto i carabinieri. Quindi un anziano di 82 anni aggredito dai ladri, li aveva affrontati con un bastone. E intanto non c'è pace per Due Ville, il comune del Vicentino, dove solo qualche giorno fa c'è stato un assalto con pistola in una abitazione, ma altri furti che sono stati compiuti in questi giorni, visitata tra virgolette dai ladri mentre dormivano anche la casa della consigliera comunale Giulia Binotto, che ci racconta tutto con la nostra Luisa Bertini e il nostro Simone Squarcina.
Una serie di incursioni dei ladri negli appartamenti qui a Due Ville avvenute nei giorni scorsi. Vi avevamo documentato la rapina ai danni della famiglia Bassan, ma ci sono stati anche dei furti appunto nelle case in zona Vivaro. Presa di mira anche la casa della consigliera comunale Giulia Binotto. Dunque voi vi siete accorti al mattino che cosa è successo? Sì, al mattino intorno alle 5:30 qualcuno si è accorto che le porte erano state aperte e qualcuno appunto durante la notte era entrato nella nostra abitazione. È stato diciamo intorno alle 4 del mattino. E presumibilmente è stato mio papà uscendo a farli scappare. Perché voi non vi siete accorti di niente? Assolutamente no, noi stavamo dormendo, non abbiamo sentito alcun rumore, abbiamo trovato la casa in disordine e qualche stanza messa a soqquadro al mattino. Hanno aperto cassetti, armadi, hanno frugato tra le nostre cose, addirittura anche nell'ufficio dell'azienda. Però non hanno portato via niente? No, cose di poco conto, niente di valore. Ecco, qui non è l'unico furto, resta la paura all'indomani? Sicuramente sì, non ci si può sentire più al sicuro, la paura è che possa accadere a qualcun altro o addirittura che possano tornare nelle stesse abitazioni. Solitamente a casa propria si spera di sentirsi a proprio agio, al sicuro, e invece ad oggi non è più così. Tra l'altro qui a Due Ville l'amministrazione ha messo in campo tanti dispositivi per la sicurezza, mi riferisco alla videosorveglianza, mi riferisco anche a dei controlli dei carabinieri in congedo. Sì, come amministrazione abbiamo lavorato duramente per riportare un adeguato livello di sicurezza nel nostro territorio. Come diceva lei, appunto abbiamo fatto un revamping di tutte le telecamere già esistenti, ne abbiamo acquistate e messe in funzione di nuove, abbiamo stipulato alcune convenzioni come la convenzione Mille Occhi con il prefetto, la convenzione con i carabinieri in congedo e abbiamo anche attivato quello che è il controllo di vicinato che a Vivaro in questa frazione appunto ha riscosso anche un notevole successo, addirittura in questa via ci sono numerose sentinelle. Ecco, noi ringraziamo la consigliera comunale per essere stata con noi. Dal Vicentino torniamo nella Marca, 2 furti nel giro di pochi giorni nella stessa proprietà hanno scosso la tranquillità di una famiglia di Casale sul Sile. Hanno suonato il campanello, hanno visto che non si è accesa la luce, allora sono andati su questo di qua, vuole venire a vedere, sì. Che è il più semplice e hanno tentato di sollevare questa qua, e ho sentito un rumore così. 2 colpi in appena 4 giorni nella stessa proprietà in via Belvedere a Casale sul Sile. Il primo episodio risale alla sera del 29 luglio quando alcuni malviventi si introducono alle 23 nel giardino della casa di Sergio Cararetto, suonano il campanello e non ricevendo risposta tentano di entrare sollevando la saracinesca di una finestra. Allora ho attaccato la sirena, ho acceso le luci, sono scappate, non so se era 1 o 2, è scappato per i cambi. L'anziano proprietario sente i rumori e reagisce con grande prudenza, senza mettere a repentaglio la propria sicurezza. Urla dall'interno dell'abitazione, aziona l'allarme e costringe i ladri a fuggire attraverso i campi. Subito dopo chiama i carabinieri. Ma la disavventura per la famiglia Cararetto non è finita. Il 2 agosto il figlio Christian, rientrato da Londra con la famiglia per le vacanze, raggiunge l'abitazione adiacente alla villa. Il tempo di lasciare i bagagli e uscire per una pizza che i ladri tornano in azione, salgono da una pompeiana, raggiungono il piano superiore, forzano una porta finestra e si introducono nell'abitazione. Sono saliti sopra di là e dopo la vede che ci sono le porte per entrare dentro, e una era socchiusa
e come si chiama, quell'Evarino, là hanno aperto quella più interna, spaccato un po' il legno e sono entrati dentro. Il bottino è di 365 euro in contanti e alcuni monili di bigiotteria di modesto valore. Una amara sorpresa, le ragazze ha 2 figlie e non vengo più in Italia, non veniamo più in Italia, così. Anche in questo caso viene presentata denuncia ai carabinieri, ladri che secondo alcune testimonianze si muovono nel territorio con un furgone. Si muovono con furgone, li scaricano in qualche parte. E via, si muovono come dei predoni. Come dei predoni, e dopo bottino lo spartiscono. 2 episodi ravvicinati che hanno lasciato un profondo senso di insicurezza. Oggi l'anziano proprietario vive con la paura che possa accadere di nuovo. Si è tutti agitati, anche a me non riesco più a dormire, non sono più tranquillo come prima per il momento. E poi vi ricordo la notizia che abbiamo dato prima, e cioè un 82enne di San Biagio di Callalta che sente i rumori in casa e scopre i ladri, li affronta con un bastone e viene spinto a terra e rapinato. Questo accade a San Biagio di Callalta. Avremo poi tutti i maggiori dettagli nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Abbiamo aperto parlando del maltempo, lo dicevamo, c'è la seconda faccia della medaglia, invece è il fatto che resta l'allerta gialla per il caldo, e non solo il tema della siccità. Che impatto ha ad esempio il caldo, abbiamo visto in questi giorni sui piatti attici dei bar, ma che impatto ha ad esempio su una delle attività che sono il tessuto connettivo del Veneto, cioè le sagre, le feste di paese? Beh, l'effetto c'è inevitabilmente. Ce ne parla in diretta da Signoressa di Trevignano, Elena Dal Forno, con Cristian Roque Allende. Buongiorno. Buongiorno a te Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Siamo con Sergio Comin, che è presidente del gruppo Alpini di Signoressa. Con lui parleremo tra un attimo. Adesso ascoltiamo le dichiarazioni invece di Rino Furlan, presidente di Umpli Veneto, quindi della regione, proprio su questo tema che accennavi, cioè come il caldo abbia impattato anche le sagre, che sono non solo il tessuto connettivo, ma veramente a volte forse l'unico momento di socialità che anziani, bambini trovano in queste serate agostane e molto calde. Ecco, vediamo che cosa ci ha detto, poi rientriamo qui e facciamo 2 chiacchiere con Sergio Comin, che ci racconta invece di cosa loro hanno fatto qui a Signoressa. Ci sta mettendo un po' in difficoltà perché le temperature sono temperature fuori dal normale, e quindi chi deve operare, parlo dei nostri volontari, è in difficoltà perché il caldo logicamente non fa bene. Nonostante tutto però i nostri ci sono e continuano a portare avanti le manifestazioni. Con queste temperature ci sono manifestazioni che vanno in difficoltà perché salta la corrente, i magnetotermici non sono in grado di tenere e in qualche caso poi la corrente non ritorna, per cui con difficoltà ad operare e con gente che logicamente se ne va. La gente invece che uscire si rintana con l'aria climatizzata e quindi non presenzia, non partecipa. Purtroppo il caldo è quello che fa da padrone in questo caso e quindi non permette alla gente di esporsi, ma che è anche giusto e anche corretto, perché con questi caldi è facile anche lasciarci le penne. Ecco, abbiamo sentito proprio le dichiarazioni del presidente di Umpli, e invece con Sergio Comin chiediamo che cosa loro hanno fatto. Qui adesso le immagini di Roque Allende vi faranno vedere l'impianto incredibile di condizionamento che è già in funzione dall'anno scorso peraltro, e che anche quest'anno ovviamente verrà attivato proprio domani all'inizio della festa. Ecco, chiediamo allora proprio a Sergio Comin come si sono organizzati. Allora, la ringrazio, per me questa è una sorpresa perché non ero preparato a questa intervista, mi sono reso disponibile anche perché noi insomma cerchiamo sempre di non apparire mai, ecco, essere sempre usare un profilo basso. Dunque questa iniziativa è nata proprio per dare un certo comfort alle persone che vengono qua, che abbiano un impatto meno forte rispetto alle temperature esterne, e quindi anche per incentivare la partecipazione dei nostri amici, soci a questa festa. È una festa che la facciamo da parecchi anni.
però anche perché poi grazie a questa partecipazione, ma anche ai volontari che arrivano, che sono sereni, che sono tranquilli, perché piace veramente a questa partecipazione. Ed è bello. Ecco, tra l'altro ci raccontava prima che l'impianto verrà acceso, lì fuori vedete le pompe di calore, quindi diciamo non dovrebbero esserci problemi di alimentazione, non dovrebbero esserci problemi di sorta. Ci diceva però che le porte rimarranno aperte, quindi in realtà non è proprio un impianto chiuso, climatizzato. Rimarranno le porte aperte, ma la temperatura si abbasserà comunque di 4-5 gradi. Certo, allora anche questa, diciamo che scientificamente, quello che ha detto, va bene, però con le porte aperte, proprio perché deve essere un'apertura, l'abbassamento, la circolazione dell'aria fredda rispetto a quella calda crea un piccolo vortice dove che dà un certo benessere agli ospiti che sono qua, sia all'interno che anche all'esterno, e questo agevola, come dire, si mangia più serenamente perché si chiacchiera meglio e si ha questa convivialità bella e serena. Ecco, questo è un altro. Tutti mi chiedono, ma avete l'impianto che funziona? Sì, certo, funziona. Quindi veniamo, vogliamo essere lì con i bambini, anche con bambini, con tante famiglie che partecipano a questo evento, che poi tra l'altro questo evento ci aiuta a fare altre cose per la comunità e loro lo sanno tutti, ecco, quello che viene fatto. Tra l'altro è una struttura che ospita più di 600 persone. Sì, ospita più di 600 persone tra l'interno e all'esterno, quindi con tavoli, tanta gente vuole essere all'aperto, quindi c'è questa opportunità di avere anche, di soddisfare i più esigenti, c'è chi vuole stare all'interno, chi vuole stare all'esterno, vuole stare in mezzo al verde, quindi abbiamo anche, diciamo, dei posti a sedere in mezzo al verde, in mezzo alle piante. Anche questo, come dire, ci conforta perché ormai la gente conosce la nostra struttura e quindi dice bene, veniamo perché là da voi ci sta bene e ci servite velocemente, anche questo è un altro bel servizio che ci fate. Ecco Nicola, come vedi qui a Signoressa è tutto pronto, non hanno paura del caldo, si sono attrezzati, tra l'altro devo dire che qui c'è addirittura un bel venticello in questo momento, quindi con l'impianto acceso sarà anche tutto un altro vivere. Ti restituisco la linea. Grazie, ovviamente tifiamo tutti per le sagre, le feste che sono, appunto lo dicevamo, insomma sono una grande tradizione che chiaramente però viene ad essere colpita, e lo ha certificato il presidente di Umpli Veneto proprio dal caldo, era inevitabile. Allora, restiamo però allora sul tema siccità, la crisi idrica con la portata dei fiumi della regione che è sempre più al di sotto delle medie pluriennali di riferimento. Nell'area del Bassanese ma anche nel Padovano il consorzio di bonifica Brenta sta svasando, come si chiama, acqua dalla diga del Corlo, ma andando avanti di questo passo la quantità autorizzata per lo svasamento finirà domenica. Siamo sul ponte tra Tezze sul Brenta e Friola per documentare la situazione del fiume Brenta. In questo punto, come potete vedere, non c'è un filo d'acqua. Le immagini, più di tante parole, raccontano la grave crisi idrica che sta attraversando il Veneto. I principali fiumi della regione registrano portate drammaticamente al di sotto delle medie pluriennali, come nel caso dell'Adige, arrivato a meno 70%, o il meno 69% del Bacchiglione. Anche il Brenta soffre, ridotto ad una distesa di sassi e ghiaia bianca. A nord, a Bassano, all'altezza di Barzizza, l'ARPAV registra portate che vanno dai 25 ai 30-32 metri cubi al secondo, quando la portata minima per garantire ambiente e agricoltura è di 44 metri cubi al secondo. La situazione è molto critica, attualmente stiamo svasando la diga del Corlo con gli ultimi milioni di metri cubi a disposizione, per cui è una situazione molto difficile. Sta finendo anche l'acqua a disposizione nella diga del Corlo, ovvero il 50% della capienza del bacino, 20 milioni di metri cubi d'acqua dei 40 totali.
Ancora qualche giorno e poi la preziosa risorsa idrica che arriva da Arsier sarà terminata. Noi abbiamo la possibilità di svasare, come si sa, il 50%, lo termineremo tra domenica e lunedì, dopodiché vedremo cosa succede. Servono altri 5-6 milioni di metri cubi d'acqua per arrivare a fine mese e salvare le colture. Già domani, forse lunedì, potrebbe arrivare la risposta della Regione Veneto. Facciamo richiesta alla Regione per avere un'ulteriore percentuale in più di svaso. Se questo non venisse concesso, non ci fosse la possibilità, dovremmo intervenire chiudendo alcune rami principali, di conseguenza difficilmente si riuscirà a irrigare ancora. Ancora sul Brenta, ma siamo a Val Brenta con Nancy Galdi, un altro effetto di questa situazione. Buongiorno Nancy. Sì, buongiorno Nicola e buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Siamo a Valstagna, il tema è proprio questo, quello della siccità, di questa grave crisi idrica che sta interessando tutto il Veneto. Anche il Brenta è in condizioni critiche, in realtà in questo punto dove ci troviamo di acqua ce n'è, ma solo perché qui non vengono effettuati prelievi. In gran parte del resto del corso d'acqua invece il letto del fiume è quasi ormai completamente asciutto. Adesso comunque ci spiegherà meglio la situazione Ivan Pontarollo, canoista ed esperto conoscitore del Brenta, che ci ha raggiunto proprio in canoa. Ecco, temperature estreme, pioggia assente, la siccità è una vera e propria emergenza. Sì, sicuramente siamo ai minimi storici, li abbiamo vissuti anche in altri anni, però in questo tratto fortunatamente non ci sono prelievi, ci sono 6 centrali idroelettriche però al di fuori di questo territorio che cerchiamo anche di tutelare in tutti i modi. Abbiamo una portata buona e sufficiente per tutte le attività sportive fluviali che ci sono. Abbiamo visto passare prima i nostri campioni del mondo Paolo Ceccon e Sciabi Ferrazzi. Abbiamo visto scendere con semplicità e divertimento anche nei nostri gommoni da rafting e diciamo che questo è un tratto felice. Chiaramente soffre dove ci sono prelievi per l'agricoltura e per l'idroelettrico, che sono al di sotto di Campolongo e Solangia dove c'è la diga di Mignano e al di sopra di San Gaetano dove c'è il prelievo di altre centrali idroelettriche. Ecco, anche rispetto agli altri anni, che quadro ci può descrivere del Brenta ad oggi? Posso descrivere che dal 66, quando c'è stata l'alluvione, ad oggi, quest'anno sono i 60 anni, ci saranno anche una serie di manifestazioni qui a Vastagna. La portata media del fiume Brenta è dimezzata, dunque questo è un segnale importante. È chiaro che bisogna avere una certa risparmio dell'acqua, una raccolta magari a monte in modo da cercare di supportare questi momenti di crisi idrica. Noi ad esempio in molte case del nostro territorio che sono qui sui terrazzamenti abbiamo dei pozzi di raccolta piovana che teniamo di riserva per i nostri orti, per i nostri campi o i nostri giardini durante questi periodi, che in futuro potrebbero con la dovuta depurazione diventare anche acqua ottima per le nostre case. E poi ci raccontava prima, c'è anche uno studio dietro. Le grotte d'Oliero, l'Università di Padova ha fatto un calcolo che potrebbero dar da bere a metà Veneto. I fontanazzi di Solagna sono già oggetto di progetto di ETRA, un progetto importante, mi pare intorno ai 37 milioni di euro, di un prelievo di 200 litri al secondo, perché è acqua che deriva da questo sistema carsico che il professor Lazzarotto ha attentamente analizzato con la sua esperienza e la sua autorità di insegnante e laureato in scienze naturali, dove ha calcolato che i nostri sistemi carsici dell'alto piano di Asiago, il Monte Grappa, enormi massicci con milioni di chilometri d'acqua all'interno di cisterne naturali, hanno una umidità dell'aria vicino al 100% e continuamente creano per questo processo uno stilicido, un gocciolio di acqua continuo. L'esempio è stato che nel 2003 c'è stato un anno di non piovosità e le nostre risorgive continuavano a rilasciare acqua. Ecco, adesso il Consorzio di Bonifica Brenta prevede almeno altri 10 giorni di siccità. Quali sono i rischi se la situazione poi dovesse anche prolungarsi? Diciamo che noi viviamo in questa isola felice, diciamo, che è la Val Brenta. Chiaramente i problemi ci hanno più da Bassano in giù, dove l'agricoltura ha bisogno di questo apporto idrico e chiaramente bisognerà
prepararci per i prossimi anni con l'utilizzo dell'acqua, con sistemi idrici appropriati, con anche culture diverse che hanno meno bisogno di approvvigionamento, ma questo periodo sicuramente creerà un anticipo delle raccolte e anche un periodo di sofferenza per gli agricoltori. Grazie a Ivan Pontarolle, grazie a Renzo Rigono alla parte tecnica. Nicola, se non ci sono domande, qui è tutto e restituisco la linea allo studio. Grazie a Nancy Galdi, grazie anche al tuo ospite. Intanto ieri è nella giornata di quello che era considerato il picco di questa ondata, l'ennesima ondata di caldo, è stata Treviso la città più calda del Veneto e intanto arriva un nuovo appello di Piave Servizi a non sprecare l'acqua potabile. Con il termometro che oggi ha toccato i 38,9 è Treviso la città più calda del Veneto in questa giornata che vede raggiunto il picco della quarta ondata di calore, ma secondo i dati ARPAV, se si considera la combinazione temperatura più umidità, la massima percepita nel capoluogo della Marca è stata di 47,9, ancor peggio è andata ai comuni padovani di Masi e Galzignano con una massima percepita di 48,6 ed in questa situazione di caldo torrido preoccupa la siccità. Piave Servizi, che gestisce il servizio idrico nei comuni di Sinistra Piave, continua a garantire la regolarità dell'erogazione, ma invita tutti i cittadini a non sprecare questa risorsa adottando una serie di comportamenti virtuosi. Il fatto che il servizio venga garantito in maniera ottimale non vuol dire che non ci debba essere estrema attenzione da parte di tutti ad evitare gli sprechi della risorsa idrica, perché anche un solo litro può servire, soprattutto potrà servire in futuro. E quindi l'appello mio è quello a non utilizzare l'acqua potabile per irrigare i giardini, per irrigare le colture, per lavare la macchina e per tutti quegli utilizzi che non sono conformi. Non riempire piscine o vasche ornamentali, raccogliere e riutilizzare il più possibile l'acqua potabile, ad esempio quella del lavaggio di frutta e verdura, può essere reimpiegata per bagnare i fiori. Un servizio idrico che sia resiliente passa attraverso una responsabilità che è collettiva, perché l'acqua è di tutti e quindi anche la responsabilità sul corretto utilizzo deve essere di tutti. Ricordiamoci sempre che quando apriamo il rubinetto di casa, quella che facciamo scorrere è un'acqua che è acqua da bere, non è solo acqua da lavarsi. Intanto proprio a Treviso ieri è montata la protesta e continua in questi giorni con i fogli appesi ai tronchi e cartelli di protesta. Parliamo della potatura prevista dal Comune in programma in questi giorni. Il messaggio è chiaro: lasciateci l'ombra per i posti auto. Basta potare gli alberi fuori stagione, senza l'ombra degli alberi moriremo arrostiti. Lasciateci l'ombra, sindaco, lasciaci le poche foglie che ci sono. Messaggi scritti a mano e appesi ai tronchi, simbolo della protesta dei residenti di via Castello d'Amore e del parcheggio dell'ex Foro Boario, dove il comune ha programmato lavori di manutenzione del verde. La paura è che gli interventi di potatura programmati nelle prossime ore riducano ulteriormente l'ombra proprio nel periodo più caldo dell'anno e possano compromettere anche la salute delle piante. Per questo i cittadini chiedono al comune di rinviare i lavori così da preservare la chioma degli alberi e il sollievo che offrono nelle giornate di grande caldo. Chiediamo all'amministrazione di non procedere con questi tagli, con questo caldo. Abbiamo bisogno di tutta l'ombra disponibile, in più le piante potrebbero danneggiarsi, potrebbero soffrire. Gli interventi interesseranno anche via 55° Reggimento Artiglieria e via Radelli a Santa Maria del Rovere. Per i cittadini però il momento scelto è sbagliato. Sappiamo che il patrimonio arboreo d'alto fusto è la risorsa più efficace contro il riscaldamento del manto stradale. E quindi le potature in questo periodo, che tra l'altro è tutelato perché è periodo di nidificazione fino a fine agosto, sono quantomeno intempestive. Dal comune arriva però una precisazione: gli interventi, spiega l'assessore Alessandro Manera, non sono un abbattimento né una potatura drastica, ma operazioni mirate. Stiamo sfoltendo delle piante su dei rami molto bassi che interferiscono col parcheggio, rischiano di strisciare la macchina. Chiaramente vengono fatte sotto osservazione del nostro agronomo forestale, quindi non c'è assolutamente pericolo per le piante. Come ben sanno tutti i cittadini, noi facciamo questo sempre a novembre. In questo caso sono dei rami spesso anche secchi che vengono tolti per evitare
evitare peraltro che la pianta si ammali. Ecco, e perché questa volta in agosto? Beh, viene fatto in un momento in cui ci sono poche macchine parcheggiate, perché chiaramente farlo alla riapertura delle scuole quando la città è sovraccarica di macchine non sarebbe molto intelligente e dovremmo bloccare tutto il parcheggio, però come ripeto sono pochissimi rami nella parte bassa. Resta però il malumore di chi vive la zona ogni giorno e teme che con meno foglie e meno ombra affrontare il caldo diventi ancora più difficile per piante e cittadini. L'unico bene che abbiamo per un po' d'ossigeno ce lo portano via. Fra poco, anzi subito, c'è una pausa pubblicitaria molto breve. Torneremo a parlare di incidenti stradali, sono ancora gravissime, sono davvero disperate le condizioni del bimbo di 3 anni che 2 sere fa, sfuggito al controllo della mamma, è stato investito da un'auto in strada a Crocetta del Montello. Ripartiremo da qui fra pochissimo. Era sicuramente una situazione critica, un codice rosso a tutti gli effetti. Il tempismo di poter intervenire con la rianimazione cardiopolmonare ha sicuramente contribuito a mantenere alcuni parametri vitali fondamentali. È chiaro che sì, la situazione comunque era critica sin dall'inizio. Un bimbo di 3 anni che sfugge al controllo della mamma e viene investito da un'auto, sbalzato sull'asfalto e ora è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova. Monica Bronca, coordinatrice infermieristica del pronto soccorso di Montebelluna, è la prima a soccorrerlo. Abita poco distante ed è corsa in strada dopo aver udito il tonfo. Sono corsa fuori, ho visto la situazione che chiaramente coinvolgeva un bambino e quindi mi sono attivata rapidamente applicando anche le mie conoscenze da professionista sanitaria. Sono le 21:30 ed il piccolo era appena uscito con mamma e sorella dal parco giochi tra via Boschieri e via Belvedere a Crocetta del Montello. In un attimo il dramma. Dopo l'impatto con l'auto il bimbo è in arresto cardiaco. La dottoressa Bronca riesce a far ripartire il cuore e a fornire le indicazioni ai sanitari del 118. Tutto il quartiere si mobilita mentre l'infermiera effettua la rianimazione. Si è messa, però gli dicevo no, Letta, non si sente il cuore. Io facevo con la pila, facevo la luce, il bambino era occhi aperti così, un po' di sangue dalla bocca. Poi secondo me questo è chiamato subito e dopo sono arrivati tutti. Sul posto arriva l'ambulanza da Montebelluna, poi l'elicottero che trasporta il bimbo in rianimazione a Padova. L'attivazione dei soccorsi facendo arrivare tutti i mezzi più qualificati possibili e nel miglior tempo possibile e l'attuazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare sicuramente ha contribuito a dare il massimo delle possibilità a questo bambino di poter superare, speriamo, la fase critica. Sul posto anche i carabinieri che ora conducono le indagini sull'incidente. Sotto shock pure il giovane conducente dell'auto che, sottoposto ad alcol test, è risultato negativo. La famiglia del bimbo, di origine straniera, risiede fuori regione ed è in Veneto per far visita ad alcuni parenti. Ora è tutta la comunità di Crocetta a sperare che il piccolo possa farcela. Spero veramente che ce la faccia. Penso di poter augurare ai genitori che subiscono una tragedia del genere tutta la forza che bisogna avere in questi momenti e sento di ringraziare, perché ci pensavo ieri sera, ma veramente ringrazio chi ha prestato i primi soccorsi, perché ci vuole fermezza d'animo e anche capacità, abilità, quindi è bello pensare che in quel momento si è materializzata una persona che era in grado di farlo. E poi a tutti gli altri soccorsi veramente c'è stato un fronte unico di aiuto e questo è importante per una comunità. La voce rotta dall'emozione della sindaca di Crocetta del Montello, Maranella Torma, dà l'idea, insomma, dell'attesa anche e della speranza, della preghiera di un'intera comunità per questo bimbo. Lo dicevamo, si attende il bollettino medico, le condizioni però sono davvero molto molto gravi. Meno grave fortunatamente, ma comunque in gravi condizioni, il 42enne di origini cinesi che ieri invece è stato investito da un'auto dopo essere caduto in strada per lo strattone del cane che stava portando a passeggio.
Strattonato dal cane mentre lo portava a passeggio al guinzaglio lungo la Castellana all'altezza dell'incrocio con Via Verdi, è caduto sulla carreggiata stradale venendo investito da un'auto che transitava in quel momento. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello un 42enne di origini cinesi che poco prima delle 9:30 del mattino a Istrana è rimasto vittima dello sfortunato incidente. A passeggio col suo cane lungo il marciapiede è stato sorpreso da un improvviso scatto dell'animale. Cadendo è stato urtato dall'auto di passaggio, una Fiat Punto. Il conducente, un 74enne del posto, non ha potuto evitare l'impatto. Le condizioni dell'uomo sono immediatamente apparse molto serie per il violento colpo ricevuto alla testa. È stato soccorso prima dall'equipaggio dell'ambulanza del SUAM 118 e quindi trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale, dove si trova ricoverato con un forte trauma cranico. Sul posto la polizia stradale, che oltre ai rilievi ha dovuto gestire code e incolonnamenti. Una tragedia purtroppo questa mattina a Sottomarina, la spiaggia della zona di Chioggia, con un uomo che è stato recuperato in mare, si era sentito male e purtroppo è morto sulla spiaggia, nonostante bagnini e sanitari abbiano cercato a lungo di rianimarlo. Un anziano non aveva i documenti con sé, quindi non è ancora possibile stabilire una identità. E poi c'è l'altra tragedia, invece quella avvenuta a Jesolo, perché dopo 4 giorni di agonia non ce l'ha fatta il 17enne che era in vacanza a Jesolo, 17enne di origini magrebine, residente in Trentino, che si era tuffato di notte dal pontile. Non ce l'ha fatta il 17enne di origine marocchina, residente a Trento, rimasto seriamente ferito a Jesolo dopo un tuffo in un tratto di bassa marea. Il giovane, che aveva sbattuto violentemente la testa sul fondale, si è spento all'ospedale di Mestre dopo 4 giorni di agonia. L'impatto col fondale aveva provocato un gravissimo trauma cervicale e un arresto cardiaco. Da sindaco, ma anche da genitore, a nome della città di Jesolo, esprimo la vicinanza e il cordoglio alla famiglia del giovane ragazzo. È sempre un dispiacere quando il nome della nostra città si associa a dei momenti di tragedia, senza anticipare questioni che non è opportuno affrontare in questo momento. Io l'unico ragionamento che vorrei condividere è che spero che episodi come questi rappresentino un ulteriore monito che noi cerchiamo sempre di diffondere, soprattutto nei più giovani, all'attenzione al divertimento. I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica, poco prima delle 3. Il ragazzo era assieme a degli amici all'altezza della Torretta 17, nella zona di spiaggia che si trova vicino a Piazza Marconi, ed erano stati proprio gli amici i primi a soccorrerlo e a chiedere aiuto quando le conseguenze del tuffo in una zona di bassa marea si erano manifestate in tutta la loro gravità. Dopo il ricovero a San Donà di Piave, il giovane era stato trasferito nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. A Jesolo è il momento del lutto, ma da sindaco, e considerando che vicende analoghe, magari fortunatamente con epiloghi meno gravi, si sono già verificate, Christopher De Zotti non può non lanciare un nuovo appello perché tragedie simili non avvengano più. Il divertimento ci sta, però sempre nei limiti e soprattutto nel rispetto dei divieti, che in questo caso non sono un vezzo, ma sono lì per un motivo molto preciso. L'acqua è molto bassa e quindi il divieto di tuffo serve a salvaguardare le vite umane, quindi non ha nessun senso sfidare la sorte e andare incontro a un destino che alle volte può essere tragico. Quindi invitiamo tutti i ragazzi, tutti i giovani che frequentano la città a porre massima attenzione ai divieti, ai limiti che vengono imposti, ripeto, per una ragione molto precisa. Col sorriso e sullo sfondo del lago di Misurina, Andrea invita al suo funerale, anzi raccomanda: siate puntuali. Commuove nel bellunese il messaggio social di Andrea De Filippo, il 51enne albergatore titolare con la famiglia dell'hotel Juventus ad Auronzo di Cadore, scomparso dopo una lunga battaglia contro la SLA. Il post lo ha dettato lui stesso negli ultimi giorni di malattia, confermando tra l'altro di voler donare gli organi, così come è accaduto. Così, cari amici, ha scritto in questo post: oggi è stato un giorno speciale. Il mio ultimo desiderio si è realizzato, ho potuto donare una parte di me e offrire così una nuova speranza, una seconda vita ad altre persone. Adesso il mio cammino continua altrove, non siate tristi per me, sono sereno, sono in pace, sono felice, lo sono davvero. Se vorrete accompagnarmi ancora una volta, ci vediamo sabato per un ultimo saluto terreno. Arrivate puntuali, mi raccomando, lassù mi aspettano già. Siate felici, io lo sono. Funerali domani ad Auronzo alle 14:30 e commuove davvero questo messaggio, questo ultimo messaggio di Andrea De Filippo.
Cambiamo argomento, la nuova paura ieri a Porto Marghera per nuove fiamme, un nuovo incendio, ma questa volta si è trattato di un camion alimentato a gas naturale compresso che ha preso fuoco dopo essere finito contro un muro in via della Geologia. Ancora fiamme a Porto Marghera. Nelle prime ore del mattino una nuova colonna di fumo si è alzata questa volta da via della Geologia proprio nei giorni in cui l'attenzione della Procura di Venezia si concentra sul fascicolo aperto con l'ipotesi di reato di incendio colposo, al momento senza indagati, per i 2 roghi di cumuli ferrosi divampati all'interno di un terminal portuale, il primo giovedì 30, il secondo di dimensioni più consistenti venerdì 31. 2 episodi comunque totalmente scollegati con questo terzo incendio, rapidamente circoscritto e posto sotto controllo dai vigili del fuoco di Mestre, scoppiato per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante alimentato a gas naturale compresso. L'incendio non ha peraltro interessato le 8 bombole di metano che si trovavano dentro al camion, che non hanno riportato danni. Secondo una prima ricostruzione, l'autista ha perso il controllo del mezzo mentre si apprestava a scaricare un carico di carta presso un'azienda di riciclo. Dopo aver sbandato, il tir ha impattato contro un muro e il trattore stradale ha preso fuoco. L'autista è stato soccorso dal personale del SUEM 118 e trasferito in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Per le operazioni di travaso del metano gassoso contenuto nelle 8 bombole e di messa in sicurezza del mezzo è intervenuto il nucleo nucleare biologico, chimico e radiologico regionale di Mestre, vista la presenza di una condotta di gas metano sotto l'area interessata dall'incidente. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi di competenza. La cronaca giudiziaria, torniamo a parlare del caso di Adriano Cappellari, il giovane cronista di Enego, accusato tra le altre cose di aver simulato il suo attentato incendiario, perché oggi pomeriggio in Tribunale Vicenza è previsto l'interrogatorio del giovane cronista. Ce ne parla Vanessa Avanzato. Si svolge oggi pomeriggio alle 14:30 nel Tribunale di Vicenza l'interrogatorio di Adriano Cappellari, il cronista di Enego accusato di incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme e truffa ai danni dello Stato, per essere stato l'autore delle false lettere minatorie che tra l'altro hanno visto anche il coinvolgimento della Premier Giorgia Meloni e di Don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra, oltre che dell'attentato incendiario che avvenne davanti alla sua abitazione di Enego. Il giovane cronista sarà accompagnato dall'avvocato difensore Roberto Rigoni Stern e davanti al giudice andrà a chiarire la sua posizione. L'obiettivo resta quello di un percorso di giustizia riparativa per andare a recuperare il ragazzo nell'ottica dello spirito della Costituzione. La giustizia riparativa infatti non cancella il reato e non va neanche a sostituire il processo, ma andrebbe ad offrire a Cappellari appunto un percorso di riabilitazione parallelo fondato sull'assunzione di responsabilità, sul dialogo e sulla ricomposizione del danno che è stato provocato alla comunità. Potrebbe rappresentare infatti per il giovane cronista l'occasione per il processo di ricostituzione della sua fiducia. Intanto è possibile che al termine dell'interrogatorio l'avvocato Roberto Rigoni Stern andrà a convocare una conferenza stampa nel suo studio di Vicenza assieme al suo assistito, e sarà proprio in quell'occasione che Adriano Cappellari andrà a spiegare ai cronisti e alle croniste il perché di questo suo gesto. Una storia terribile che viene da Verona, dal veronese, di una donna maltrattata dal compagno che è arrivata a togliersi la vita per questo, e per questo un 58enne è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico appunto dopo che la compagna si è tolta la vita lo scorso aprile a Verona. La donna, 56 anni, infatti aveva lasciato un biglietto di addio con scritto: mi vuole distruggere, mi rende la vita impossibile, non ce la faccio più. Stando a quanto ricostruito dalle indagini della procura veronese, che ha iscritto l'uomo nel registro degli indagati per maltrattamenti aggravati dalla morte, la 56enne era esasperata dalle violenze e dalle umiliazioni che subiva dal compagno almeno dal 2019. Per tutti quegli anni avrebbe impedito alla donna di uscire con gli amici, l'avrebbe picchiata e minacciata di divulgare foto intime se lei lo avesse lasciato, arrivando anche a minacciare i suoi cari. Dopo un primo tentativo di compiere un gesto estremo nel 2025, la donna quest'anno si è tolta la vita, lasciando il messaggio che di fatto ha aperto l'inchiesta, portando il 58enne agli arresti domiciliari. Ancora purtroppo violenza sulle donne, con un 44enne arrestato a Padova
perché ha violato il divieto di avvicinarsi alla ex compagna e alla figlia. Era stato raggiunto dalla misura del divieto di avvicinamento all'ex compagna e alla figlia di 10 anni, oltre che dal divieto di dimora nel comune di Padova, su disposizione della procura per ripetuti casi di maltrattamenti e violenza domestica. Nonostante questo, un 44enne di origine filippina ha violato il provvedimento e nel pomeriggio di ieri è stato arrestato dagli agenti delle volanti. L'uomo era riuscito a entrare in casa la mattina facendosi aprire a forza di calci e pugni dall'amica a cui l'ex compagna aveva affidato la figlia in sua assenza. Al suo rientro nell'appartamento la donna, capito che in casa c'era l'ex, ha subito chiamato la polizia. Entrati, gli agenti delle volanti hanno identificato l'uomo e lo hanno arrestato. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, quello di ieri rappresenta l'ultimo episodio di una lunga serie di comportamenti violenti e persecutori nei confronti dell'ex compagna. Nel tempo la vicenda aveva già richiesto numerosi interventi della polizia, con denunce, arresti, misure cautelari sempre più restrittive e anche periodi di custodia cautelare in carcere che non sono però bastati a interrompere definitivamente la condotta dell'uomo. Sempre a Padova, bilancio pesante nel Padovano per i controlli dei carabinieri del NAS nell'ambito della campagna Estate Tranquilla. Tra maggio e agosto 14 persone denunciate e sequestri per oltre 2 milioni di euro tra alberghi termali, centri estetici e strutture sanitarie. Si conclude con un bilancio importante l'operazione Estate Tranquilla, la campagna di controlli promossa dal Ministero della Salute e condotta dal NAS dei Carabinieri di Padova. Nei 3 mesi di attività, dal 1 maggio al 5 agosto, i militari hanno passato al setaccio strutture ricettive, sanitarie e alimentari in tutta la provincia. Il fronte più delicato riguarda l'esercizio abusivo della professione medica. 14 persone sono finite nel mirino della procura per attività non autorizzate come dentisti, psicologi e infermieri, oltre a casi di ricette false utilizzate per procurarsi farmaci stupefacenti e presunte truffe ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. Sul fronte alberghiero il dato più allarmante è quello della legionella. 10 camere di hotel termali sono state sequestrate per la presenza del batterio. 9 attività tra centri estetici e servizi alla persona hanno invece subito sospensioni e chiusure amministrative, mentre 11 tra bar, ristoranti e strutture ricettive, con controlli estesi anche ai coniuganei, sono stati chiusi per gravi carenze igieniche. 26 gli impianti tra piscine termali e parchi acquatici passati al vaglio, con 8 sanzioni per carenze di sicurezza. Controlli anche su 17 tra farmacie e ospedali per la custodia dei farmaci stupefacenti, dove sono emerse 6 irregolarità nella tenuta dei registri. Nel complesso, su 141 ispezioni sono stati contestati 48 illeciti amministrativi per un totale di 96.000 euro di sanzioni. Il valore di strutture e macchinari sequestrati supera invece i 2 milioni di euro. Il lavoro, l'avvertenza idro, siamo nel Bellunese, nuovo incontro ieri al tavolo ministeriale sul futuro della storica fonderia di Feltre. La trattativa è ancora aperta e l'azienda si è formalmente impegnata a non assumere alcun atto unilaterale per tutto il mese di agosto, il punto fermo che FIOM e FIM aspettavano, ma che non basta. Al Mimit i sindacati hanno ribadito con fermezza che la tutela dell'occupazione e la continuità produttiva non sono negoziabili. Ieri al tavolo ministeriale, oltre alle organizzazioni di categoria CGIL e CISL, c'erano anche la Regione con la sua unità di crisi, il Comune di Feltre e la Provincia. Tutti decisi a difendere il lavoro e il futuro industriale del territorio. Il prossimo incontro annunciato dal Ministero sarà fissato per i primi giorni di settembre. Intanto c'è moderato ottimismo tra gli imprenditori veneti che arrivano alla pausa di agosto con una crescita su base annua del 3%, a fare da traino i comparti ad alta intensità tecnologica, in stasi i settori tradizionali come tessile, abbigliamento, marmo, vetro e ceramica. È un Veneto resiliente che guarda al futuro, quello pronto a vivere i giorni di Ferragosto con la tradizionale pausa estiva di molte aziende. A fotografare la situazione economica l'indagine Veneto Congiuntura relativa al secondo trimestre 2026 realizzata da Unioncamere del Veneto su un campione di circa 2.200 imprese con almeno 10 addetti, cui fa riferimento un'occupazione complessiva di oltre 99.000 addetti. La produzione industriale nella regione è in crescita del più 1,2%,
2,2% su base congiunturale e del 3,3% su base annua. A fare da traino sono i comparti ad alta intensità tecnologica come le macchine elettriche ed elettroniche, la gomma plastica e i mezzi di trasporto. Seguono il legno e mobile, l'alimentare e bevande e i metalli e prodotti in metallo. In condizioni di sostanziale stasi settori come il tessile e abbigliamento e il comparto marmo, vetro e ceramica. Fatturato in crescita del 2,7%, ordini sia sul mercato interno che su quello estero fanno guardare i prossimi 6 mesi con un clima di fiducia, nonostante il contesto internazionale resti denso di incognite. L'ultima breve pausa pubblicitaria, poi ripartiremo da Flavio Contin, il capo dei Serenissimi della prima attività, quella del 97 a San Marco, ma anche poi del Tanco nel 2014, 32 mesi di condanne ai servizi sociali per il secondo caso. Ci ha aperto le porte di casa sua Flavio Contin parlando proprio di questa condanna ai servizi sociali, e lo vediamo subito dopo la pubblicità. Beh, una cosa ridicola è come se vediamo, se analizziamo le cose che ci circolano intorno in questi ultimi tempi, insomma, no, i vari casi, anche se diversi, ma la giustizia italiana è veramente, come dire, ridicola, per dir poco, ridicola. Ma non per il fatto mio personale, ci hanno condannati perché avevamo fabbricato il cannoncino sul secondo tanco, no? E paradossalmente, prima di fare questo processo ci hanno dato indietro il carro armato, pensi un po', e il cannoncino non l'avevamo fatto ancora. C'è un paradosso proprio, ma fa niente, dai. Ci riceve nel salottino della sua abitazione di Casale di Scodosia. Sono impegnato, ma accetta di parlare Flavio Contin, uno dei capi del Comando Serenissimo che il 9 maggio 1997 tentò di liberare, come dice lui, con il tanco Marcantonio Bragadin, piazza San Marco. La foto di quel giorno è appesa alle sue spalle. Beh, non può essere descrivibile. Quel giorno eravamo, come dire, settimo cielo, per dire, ecco. Siccome che era un qualcosa di programmato da anni, eravamo preparati a affrontare questa situazione, anche perché noi non siamo andati a occupare Piazza San Marco, ma siamo andati a liberare Piazza San Marco in nome della Repubblica Veneta, perché erano i 200 anni della caduta della Repubblica Veneta. La Serenissima non è mai caduta per noi, c'è sempre la Serenissima, perché c'è nella mente di tutti i veneti. Storicamente noi abbiamo una storia invidiabile, siamo una nazione storica d'Europa, il Veneto è una nazione storica d'Europa. Ha la fierezza negli occhi, il duro lavoro nelle mani. Nella rimessa, accanto alla sua abitazione, riposano i 2 tanco. Questo è Sebastiano Venier, il tanco che i Serenissimi stavano progettando nel 2014. Accanto Marcantonio Bragadin, il tanco di Piazza San Marco, riscattato all'asta per 6.600 euro nel 2006, figlio della terra veneta e della Serenissima Flavio Contin. La cosa più imminente del Veneto servirebbe il Veneto, che i veneti si svegliassero un po'. Purtroppo sono sempre al servizio non solo di Roma ma anche di Milano. Questo mi sta ancora più sullo stomaco quando sono al servizio di Milano più che a Roma. Molto critico anche sul percorso della legge sull'autonomia, in particolare nei confronti del ministro Calderoli e dell'ex governatore Zaia. Dopo 8 anni che c'è stato il referendum, non abbiamo ancora raccolto niente di niente. A cominciare il responsabile numero 1 ritengo che sia Zaia, perché anche lui parlava di indipendentismo 7 anni fa e con accenti anche piuttosto pesanti, però non ha fatto niente. La condanna definitiva per il tentato blitz del 2014 è stata trasformata in 32 mesi di servizi sociali che svolgerà nel suo comune. Ne sta parlando con il sindaco Marcello Marchioro, ma su alcuni punti è chiaro.
Non so neanche che cosa potrei fare alla mia età, nel senso che ovviamente se ci fosse a fare qualcosa inerente alla mia ex attività, perché ora sono in pensione, facevo gli impianti elettrici, ma però se, tanto per fare un esempio un po' ridicolo, no? Se mi mettono a fare il nonno vigile con la paletta mi rifiuto decisamente. Non mi metto, certo, mi metto in piazza a fare il vigile, il nonno vigile con la paletta, questo è poco ma sicuro. Parole che fanno discutere anche queste ultime di Flavio. Continua un po' come tutte le parole che ha detto, irriducibile dunque anche sul primo assalto del 1997. La politica nel Bassanese, 75 sindaci firmano per la Casa dei Comuni e il progetto di provincia sull'asse Finco-Possamai prende il volo. Dalla A di Agugliaro alla Z di Zugliano. 75 sindaci entrano nella Casa dei Comuni, perché la provincia è prima di tutto proprio la Casa dei Comuni. C'è scritto nero su bianco nella lettera condivisa da 75 amministrazioni del Vicentino che sposano la linea varata dal primo cittadino di Bassano, Nicola Finco, a braccetto con quello del capoluogo berico Giacomo Possamai. A queste firme vanno aggiunte le 9 firme dei sindaci dei comuni sopra i 15.000 abitanti, il che rappresenta una copertura piuttosto importante del territorio provinciale. Alla faccia di chi accusava Finco e Possamai di aver varato la Casa dei Comuni senza coinvolgere i sindaci dei piccoli e medi municipi. Il tema è quello già visto e sentito molte volte di recente, ovvero che sì, piccolo sarà anche bello, ma il piccolo da solo non può più affrontare sfide come la manutenzione della rete viaria, la sicurezza degli edifici scolastici, la difesa del suolo, la pianificazione territoriale, l'ambiente e la mobilità. In quest'ottica la provincia resta un livello istituzionale indispensabile e viene vista dai 75 più 9, ricordiamolo, come un luogo in cui costruire quello che i singoli non possono fare, in modo indipendente dalla politica, dalle bandiere, dai simboli di partito. Non chiediamo a nessuno di rinunciare alla propria identità, scrivono i 75 sindaci firmatari. Crediamo, al contrario, che il pluralismo trovi il suo valore più alto quando diventa capacità di collaborazione istituzionale. Fin qui tutto bene, resta da capire come si svilupperà ora lo scontro tra Fratelli d'Italia e la cordata di Lega, PD e alleati, visto che le bordate sulla provincia non sono mancate di recente. E allora forse la casa si trasformerà in un fortino dei comuni. Adesso la storia infinita, siamo nel Bellunese del rilancio del Nevegal, polemiche in questi giorni per la mancata attivazione della pista sintetica, la più lunga d'Italia ed Europa. Fondi pubblici, oggi non è stato fatto per fondi pubblici, per adesso. Questa è la prima risposta, la prima precisazione, perché oggi non è ancora arrivato un fondo pubblico, nessun tipo di fondo pubblico. Quando arriverà potremo dirlo. Risponde al telefono e non si sottrae alle domande Davis Biena, presidente di Dolomiti Ski Line, la società che ormai da 2 anni è proprietaria degli impianti del Nevegal e ne cura la gestione. Sotto attacco praticamente da sempre, la società era attesa alla prova del 9, attivare la pista sintetica da sci, 300 metri di lunghezza per 25 di larghezza, la più lunga d'Italia ed Europa, per garantire l'apertura estiva e slegare il Nevegal dalla dipendenza della neve. Fino ad ora Dolomiti Ski Line dichiara di non aver ricevuto €1 dal Ministero del Turismo, che aveva premiato il progetto di rilancio del colle con un finanziamento da oltre €1 milione. Per la pista la società ha investito €430.000. A dicembre l'invio della documentazione per il primo stato di avanzamento lavori, iter burocratico che garantisce l'erogazione del contributo. Siamo ad agosto, la pista resta chiusa e i motivi sono presto detti. Abbiamo avuto delle difficoltà nel rodare la pista, soprattutto nella seconda parte della pista. Problemi di scivolamento imprevisti, dice Biena, legati alla resistenza del materiale e alla lubrificazione del tappeto che svaniva prima della fine della pista. C'è voluta perciò un'intera stagione per risolverli, ma nel frattempo si sono presentati problemi tecnico-amministrativi. Essendo una struttura nuova e non ancora ben regolamentata, ci sono state delle lungaggini a livello di conferme del Ministero della Sfisa e da parte della provincia. Quindi il boccino è in mano attualmente ad Ansfisa e provincia. Biena dice: risolti i problemi di scivolamento avremmo potuto aprirla per usi privati, non l'abbiamo fatto. Visto l'accanimento che c'è sempre stato, colle,
appunto a livello autorizzativo e dei giornalisti. Come azienda abbiamo deciso, visto che comunque il territorio è abbastanza attento e che attento, diciamo, cerco di fare notizie su cose che sono certe volte capite in modo sbagliato, preferiamo avere al 100% tutto confermato dagli enti superiori e poi partiamo. Una data effettiva ancora non c'è. Biena respinge al mittente le accuse di immobilismo. Lo scorso inverno la società ha riaperto 2 piste, fatto le revisioni generali, investito sulla pista sintetica e su tutto ciò di cui necessitano gli impianti. Poi è tanto ancora da costruire, non siamo soddisfatti. Diciamo che anche questi ritardi con i finanziamenti, piuttosto che la consegna del lago, piuttosto che la possibilità di fare la nuova centrale di pompaggio che è subordinata alla concessione del lago, questo sì fa ritardare altre iniziative che dovrebbero già essere in essere, però non dipende dai tempi sicuramente dell'imprenditore. Altri lavori invece sono quelli che servono per la manutenzione della cattedrale della Basilica di San Marco a Venezia, con lavori e cantieri che proseguono anche durante la stagione estiva e ci saranno tante novità e sorprese. 18 cantieri in corso, ne abbiamo fatti 15 nel 2025, stiamo continuando con l'attenzione che merita. Dall'esterno si vedrà il cantiere della Porta San Clemente, che va messa in sicurezza nelle sue formelle. Abbiamo appena sistemato il portale centrale per una colonna che presentava segni di rischio di cedimento. Anche in questo periodo estivo la Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia continua ad essere un grande e operoso cantiere, pari forse alla Fabbrica del Duomo a Milano. Il primo procuratore di San Marco, avvocato professore Bruno Barel, con al fianco il proto della Basilica, architetto professore Mario Piana, fa il punto su un lavoro intenso sempre avviato con la piena condivisione del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, e le novità sono molte. La grande novità sarà l'appalto che sta partendo per recuperare l'Ateneo San Basso in Piazzetta di Leoncini, una ex chiesa di oltre 200 metri quadrati, nella quale faremo un infopoint di accoglienza dei turisti, dei visitatori, dove si potrà anche acquistare qualche ricordo ispirato alla Basilica. Altri lavori riguardano anche Santa Apollonia, dove stiamo realizzando delle foresterie per i nostri collaboratori. La Basilica avrà presto anche una nuova illuminazione. Il completamento del rifacimento dell'illuminazione e con essa la prosecuzione dei lavori per il nuovo organo di San Marco, che è in costruzione. Il ringraziamento del primo procuratore di San Marco. Ringrazio anche tutti i nostri collaboratori, soprattutto coloro che si prodigano direttamente come i nostri restauratori e i nostri dirigenti tecnici per tutta la parte di riqualificazione del bene, ma ringrazio anche la parte amministrativa perché, come si sa, sta funzionando benissimo la bigliettazione online e la prenotazione per fasce orarie. Stiamo mantenendo sotto controllo l'afflusso e soddisfa tutti i visitatori senza code, ma allo stesso tempo consente di evitare un impatto eccessivo sulla tenuta della Basilica e dei suoi mosaici. Cambiamo argomento, una storia di rinascita che arriva fino a Roma. Rahaf e Mohamed, 2 studenti arrivati da Gaza e diplomati quest'anno al liceo Barbarigo di Padova, sono stati ricevuti al Ministero dell'Istruzione dal ministro Valditara. Un percorso durato pochi mesi ma segnato da una determinazione fuori dal comune. Rahaf e Mohamed sono arrivati dalla striscia di Gaza e in tempi record hanno dovuto imparare una nuova lingua, inserirsi in un sistema scolastico diverso dal proprio e affrontare l'esame di Stato. Un percorso che si è concluso pochi giorni fa con il diploma al liceo scientifico dell'Istituto Barbarigo di Padova. Lunedì i 2 studenti sono stati ricevuti al Ministero dell'Istruzione e del Merito dal ministro Giuseppe Valditara nell'ambito delle iniziative rivolte agli studenti palestinesi accolti nel nostro paese. Con loro la docente di italiano, l'interprete e un volontario dell'associazione Padova Abbraccia i Bambini.
Questo incontro con il ministro è stata una bella occasione per ringraziare il popolo italiano per averci dato il diritto alla vita, all'istruzione e di sognare il nostro futuro. Il mio sogno è di iscrivermi a medicina a Padova. Così ha detto Mahdi Rahafi Nidal, una dei 2 studenti di Gaza accolti in città. Guardando avanti, i 2 neodiplomati hanno già le idee chiare sul proprio futuro. Raaf punta appunto ad un percorso di studi in ambito medico, mentre Mohamed è orientato all'ingegneria informatica. Il palio del vecchio mercato di Montebelluna comincia a scaldare i motori, la grande kermesse dal 1 al 7 di settembre. Come sempre Antena 3 seguirà in diretta le fasi più intense e suggestive della manifestazione, tante le novità, compresa la app con la foto delle squadre. Manca pochissimo al traguardo, li vediamo con le immagini dell'arrivo proprio in questo momento. 9:03:79. 36esimo palio del vecchio mercato di Montebelluna, scatta il conto alla rovescia, ma se la sfilata storica e la gara sono in programma domenica 6 settembre, già dal martedì precedente, il 1 settembre, inizierà la serie di serate e appuntamenti costruiti intorno alla sfida tra le 11 contrade, in cui il ricambio generazionale è segno di una comunità unita. Abbiamo tutto l'arco generazionale in un passaggio ideale di testimone dopo 36 anni. Ci sono ancora, come potremmo dire in modo affettuoso, le vecchie guardie che trasferiscono quindi l'esperienza alle nuove generazioni, che così imparano una cosa fondamentale: mettersi a disposizione per gli altri, il volontariato. Un coinvolgimento collettivo a cui contribuisce una novità, l'app del palio. Quest'anno con le contrade siamo partiti da questo punto, dove abbiamo fatto l'album delle figurine di tutti gli atleti. È un'app accessibile a tutti, la trovate su tutti i vostri Apple Store e quindi potete scaricarla quando volete, e per accedere a guardare queste foto degli atleti e comporre le squadre bisogna fare sport, ovvero bisogna camminare, bisogna passare un po' di ore del giorno a fare i contapassi. E quindi apri questi pacchetti, e quindi apri i pacchetti di figurine, e quindi è vero che la mission era questa, è quella di incentivare allo sport. Io sono arrivato al 94%, dovrebbero mancarmi circa 30 figurine. Noti del vino, serata damigelle, ma anche karaoke, musica, stand gastronomico e molto altro. Abbiamo delle serate spettacolo, io ci tengo particolarmente anche alla serata del giovedì, dove le contrade si presentano sfidandosi, sempre nella maniera goliardica e in amicizia, con questa gara di karaoke che è bello, perché le vedi queste contrade che si preparano con le scenografie, perché il palio deve essere festa, deve essere una festa per tutti, deve essere una festa dove tu vieni e dici ma è un piacere. Chiunque viene al palio vedrà che troverà sempre qualcosa di suo gradimento. Da venerdì a domenica ai momenti più intensi e suggestivi si potrà assistere anche attraverso la diretta della nostra emittente. Antena 3 seguirà il palio su 2 ruote, il 7° palio femminile e il clou della domenica con la pesatura dei carri, la sfilata, 1000 figuranti e la corsa. Viva il palio, viva Montebelluna, l'amministrazione è sempre a fianco del palio, quest'anno daremo anche un maggiore aiuto, e sempre a fianco ovviamente delle contrade. Senza contrade il palio non c'è. Un grazie di cuore a tutti i volontari dal primo palio fino ad oggi. Il 20 settembre invece ci sarà la chiusura della 27esima edizione di Pordenone Legge, con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà il trio Il Volo a esibirsi al Concerto per l'Italia. Abbiamo scelto intanto Il Volo già un anno fa perché è un complesso transgenerazionale che porta il bel canto italiano assieme anche alla musica attuale, e sarà un concerto che trasformerà Pordenone in una grande arena musicale. Sarà affidato al trio Il Volo, il Concerto per l'Italia, l'evento che il 20 settembre chiuderà la 27esima edizione di Pordenone Legge e celebrerà la presenza in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un concerto sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel percorso di avvicinamento a Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Per noi è un grande onore, e Mattarella è un campione nella difesa delle libertà, e quindi oltre a essere la figura istituzionale più importante di questo Paese. Concerto significativo con presenze quanto mai significative. Avere il Presidente della Repubblica a questa manifestazione ci riempie d'orgoglio.
Il concerto, ospitato dalle 19 al Teatro Verdi con ingresso riservato, potrà essere seguito in diretta negli spazi allestiti in piazza 20 settembre, con proiezioni sulla facciata del teatro stesso, e in via Mazzini, Largo San Giorgio e piazza della Motta, dove saranno predisposti maxi schermi. Questi spazi saranno a ingresso libero. Per migliaia di persone, ci saranno le poltrone per tutti, è un impianto straordinariamente efficace che farà vivere le persone che sono fuori dal teatro meglio di come siano all'interno del teatro. Quindi tutto questo sperimenterà una nuova modalità di poter fare concerti a Pordenone. Nel corso di Pordenone Legge sarà anche consegnata una speciale onorificenza, quella di Ambassador of Freedom, ambasciatore della libertà. Verrà consegnata a Mattarella, a Salmo Rasti e alla Vera Politkovskaja. Quindi sarà una giornata straordinaria che sarà seguita poi da questo grande concerto. Le imprese, torniamo sulle montagne del Bellunese, sulle montagne più alte del mondo, ma anche il valore dell'attesa, della condivisione e del rispetto per la natura. Ad Auronzo di Cadore è tornata la rassegna Altre storie sotto le cime. Oltre gli 8.000 metri è la zona che viene chiamata la zona della morte, perché un individuo, anche se in condizioni perfette, salendo senza ossigeno, non sopravvive più di 2-3 giorni al massimo. E di 8.000 Nives Meroi ne ha completati 14 assieme al marito Romano Benette, senza l'uso dell'ossigeno supplementare, seguendo uno stile essenziale, lontano dai riflettori e fedele ai valori della montagna. Meroi, tra le alpiniste più autorevoli al mondo, e Benette con questo spirito hanno dialogato con il pubblico ai piedi delle Dolomiti alla rassegna Altre storie sotto le cime, organizzata ad Auronzo di Cadore. Più che parlare dei record, quello proposto è stato il racconto di un modo di vivere l'alpinismo passo dopo passo, spedizione dopo spedizione, con la convinzione che la cima sia importante, ma che il vero traguardo sia sempre il ritorno. La montagna ti abitua con la fatica, con la presa di decisioni rapide che devi fare in un certo momento, e poi ti aiuta anche appunto nella vita quella semplice. Mi ha aiutato durante la mia malattia, che l'ho affrontata come una via alpinistica. Naturale parlare di overtourism, di quel sovraffollamento della montagna senza regole né educazione ambientale e culturale. Il nostro vuole essere, oltre che un messaggio che strizza un po' l'occhio anche al turismo, sì, ma un messaggio in qualche modo ambientalista e che guarda anche alla cultura e alla tradizione di questi luoghi, perché Auronzo è 3 cime, ma è anche tante altre montagne, e anche la gente che qui vive e che rispetta le leggi della natura. I flussi sembra che si concentrino sulle zone, quelle da foto, da Instagram. Purtroppo si creano questi fenomeni di assalto alla montagna con ahimè, a volte anche poco rispetto. Penso che, come nella vita di tutti i giorni, nella vita quotidiana, servano delle regole. La rassegna All'ombra delle 3 cime conferma così la sua vocazione: trasformare le esperienze dei grandi protagonisti della montagna in occasioni di riflessione aperte a tutti, perché le cime più alte non parlano soltanto di imprese sportive, raccontano il coraggio, la misura e il rispetto. È una settimana molto attesa quella che sta per aprirsi la prossima settimana per gli amanti delle stelle. 2 fenomeni importanti a cui potremo assistere il 12 di agosto, l'eclissi parziale di sole e la notte ovviamente delle stelle cadenti. Ci raccontano tutto Francesco Rattai e Andrea Benetti con il professor Giampaolo Piotto del Dipartimento di Fisica e Astronomia e anche direttore del Centro di Ateneo Studi e Attività Spaziali dell'Università di Padova. Siamo nel cuore della biblioteca della Specora, appunto nel cuore dell'osservatorio dell'Università di Padova, che si vede da tutta la città. Con me c'è il professor Giampaolo Piotto, che è professore di astronomia proprio all'Università di Padova, e con lui volevamo parlare della prossima settimana dal punto di vista astronomico, perché ci saranno molte cose che alzando gli occhi al cielo potremo vedere. Prima di tutto il 12 ci sarà l'eclissi
parziale, almeno l'osservazione che si può fare qua dall'Italia, dal Veneto, del sole. Decisamente direi che la settimana prossima è una settimana estremamente interessante anche per l'astrofilo, cioè non tanto per noi professionisti, ma proprio per chi vuole osservare il cielo e vedere eventi spettacolari. Io dico sempre ai miei studenti, insegno astronomia agli studenti del nostro corso di laurea, il primo corso di astronomia, credo che l'evento di un'eclisse solare sia, dal punto di vista di un'osservazione di eventi naturali, il più spettacolare che esista. È spettacolare per tanti motivi. Se uno osserva un'eclisse totale di Sole, vengono alla luce anche, diciamo, paure ancestrali. Tu sai perfettamente quello che sta succedendo, perché succede, come avviene, i tempi, eccetera. Ma i fenomeni che osservi, sia dal punto di vista anche degli animali, io ho visto eclissi solari con comportamenti estremamente anomali da parte degli animali, ma anche per noi umani, pur sapendo tutto, diventa comunque un evento assolutamente interessante e direi spettacolare. Per di più, la prossima settimana l'eclisse avviene esattamente il giorno del massimo della pioggia di meteore che noi chiamiamo le meteore di San Lorenzo. Questo è interessante perché proprio perché la situazione dell'eclisse implica una luna nuova, avremo la possibilità di vedere il massimo della pioggia di meteore di San Lorenzo, che quest'anno è prevista anche essere particolarmente attiva, in una notte con buio completo, non c'è la luna, abbiamo luna nuova. Coordinate, come, a che ora si vedrà l'eclissi e soprattutto dove, perché più a ovest probabilmente ci sarà una visione migliore. Sull'Italia praticamente ovunque sarà visibile la fase di parzialità. Attenzione che è una fase di parzialità ma abbastanza importante, perché avremo che a seconda che siamo più verso Torino o più verso Venezia, avremo dal 92 al 91% di copertura del sole, quindi è una situazione estremamente interessante da vedere. Purtroppo è al tramonto. In Italia la visibilità inizierà dell'eclisse, quindi quando la luna comincia a coprire il sole, si comincerà a vedere dalle 19:30. Il massimo di copertura che vedremo dall'Italia, che poi è il massimo che si può vedere dall'Italia in generale, è verso le 20:30. Cosa significa? Il sole è molto basso. Spettacolare da vedere, ma bisogna andare in un luogo dove si ha verso ovest-nord-ovest, dove tramonterà il sole, completa visibilità. Niente case, niente che ci possa oscurare, è proprio il sole fino a che arriva al tramonto. Attenzione, assolutamente, questo è un messaggio importantissimo, non guardare il sole a occhi nudi, neanche con gli occhiali da sole. Perché anche quando il sole sarà coperto al 90%, sarà molto spettacolare vedere il sole coperto, ma la luce che si arriva anche in questo caso dal sole rischia di bruciare la nostra retina. Quindi dovete avere, che si trovano dappertutto per 2-3 euro, degli occhiali che vengono proprio venduti di cartone, eccetera, ma che vengono venduti con la copertura appropriata per guardare il sole, ma mai guardare il sole direttamente. Dovete coprirvi con degli occhiali, al limite può aiutare per esempio le lastre che sono davanti alle visiere di chi fa la saldatura, ma non oltre quello, altrimenti rischiate veramente di fare molto male. Detto questo, l'evento vale la pena, anche se non è totale. Insomma, avete sentito bene tutti gli appassionati quali sono le istruzioni per l'uso. Prima di salutarci vi dico soltanto che domani c'è il bollino nero per il terzo weekend di esodo sulla rete autostrade Alto Adriatico. Si stimano oltre 200.000 transiti previsti
prevalentemente in direzione delle località balneari di Veneto e Friuli Venezia Giulia, e quindi la concessionaria fa sapere in una nota di aver attivato una task force di oltre 300 operatori, rafforzando la presenza di personale al casello e attivando presidi sanitari. Dunque attenzione, anche perché appunto ci sarà un grande flusso di veicoli per il terzo weekend a Bollino Nero. Vi ricordo anche la notizia con cui abbiamo aperto, e cioè l'82enne di San Biagio di Calate che ha scoperto i ladri in casa, ha reagito con un bastone, è stato aggredito e derubato ed è finito in pronto soccorso. Vi lascio al meteo come sempre, poi c'è Casa Pappagallo con la ricetta del giorno, e alle 16.08 un grande classico del western, L'albero degli impiccati con Gary Cooper. Arrivederci.